Direttamente da Matera, eccoci qua, passato qualche anno dall'ultima volta che ci siamo visti, perché in effetti il Covid insomma, ci ha un po' allontanato dai nostri posti che in teoria dovremmo frequentare tutti gli anni, c'è stata una piccola pausa e quindi sono qua con colui che gestisce le bubbole, ecco, che ora è proprio un nome nella guida Michelin. Ecco, un indirizzo address, quindi uno di quei ristoranti dove ancora è possibile mangiare, perché chiaramente con le stelle Michelin, come dire, si fa un'esperienza gastronomica, il discorso è un po' differente. Ecco, quindi poi se arriva anche una stella, tanto meglio, però come dire, abbiamo comunque un ristorante che fa parte di Palazzo Gattini, 5 stelle lusso proprio nella Civita, quindi fra i due sassi, visto che si usa il plurale, sono comunque due. Ecco, e quindi come andiamo? Come siamo andati? Come stiamo andando? Come stiamo andando? Bene. Matera è stata in grado di reinventarsi e riprendersi subito anche dopo il Covid, quindi certo. possiamo ritenerci soddisfatti. Noi nel frattempo abbiamo mantenuto e aumentato la nostra clientela, il nostro posizionamento, diciamo, nel cuore delle persone, quindi siamo in un momento anche di perché poi adesso noi siamo qui nel ristorante che funziona tutto l'anno e Matera è una meta devo dire anche invernale, insomma, ecco, quindi soprattutto poi d'estate chiaramente c'è il turismo, in realtà sono come Venezia, due bellezze diverse, dico. Ogni tanto è bello venire anche d'inverno perché si coglie un pochettino più l'essenza, l'anima. Certo, siamo in montagna in fondo, detto molto sinceramente, quindi un po' come a Positano, chi è sul mare, ma in realtà la clientela internazionale arriva con gli scarponi, nonostante ci sia appunto la spiaggia. Bene, quindi novità, se possiamo chiamarle così? Novità... Ce ne sono diverse. È stato un avvicendamento in cucina. C'è un avvicendamento in cucina, adesso ci sono due ragazzi giovanissimi che guidano la nostra cucina, che sono Daniele e Antonella, con idee nuove, con tanta voglia di novità, di crescita e di essere riconoscibili. Quindi poi d'estate, oltre a questa parte nelle pietre appunto dell'hotel Gattini, abbiamo anche, diciamo, d'estate per la cena, perché per il pranzo le temperature non ci consentono di utilizzare la terrazza. Qui si sta un po' come in cantina, devo dire, quindi è proprio ideale. Poi parlando di cantina, lei si occupa soprattutto di quello. Io sono un grande appassionato di vini e quindi mi diverto appassionato nel senso che il suo lavoro sommelier eccetera, mi piace conoscere le cantine e capire come poterle abbinare a quella che è la nostra proposta culinaria e proporre ai nostri clienti piccole realtà, grandi realtà, cose inconsuete, cose che magari sono consuete ma possono essere abbinate in modo un po' diverso. Quindi abbiamo una carta vini che si è ampliata in modo esponenziale rispetto all'ultima volta in cui ci siamo visti. Cantine chiaramente sono un po' come delle banche, no? È un'evoluzione. Quindi come noi che portiamo il denaro in banca e ce lo gestiscono, qui chiaramente anche i vini arrivano un po' così. Quindi, la cantina è un investimento importante all'interno di questo. Perché ad esempio in questo momento, che mi viene in mente il Tignanello, averlo in cantina chiaramente significa avere un vino che magari aveva un valore basso quando si è acquistato e poi adesso che non si trova più, chiaramente in un ristorante. Adesso io ho detto questo, poi Tignanello in carta con diversi esatto, dopo non so il prezzo se lo ricorda, per capire. Dipende, l'ultima annata se non sbaglio l'annata in corso, che è la 2020, è 160, poi abbiamo anche la 2015 in questo momento e la 2015 è 250. E quindi invece la 2019, quella incriminata, 2019 è finita. C'è da parte, ma non è ancora acquistabile. Ecco, quindi è una buona annata. E quindi come piatto di questi ultimi anni
che come dire, è piaciuto alla vostra clientela? Allora, la nostra clientela resta affezionata a quella che è la nostra materia prima. Io se sono all'interno della ristorazione di nuovo, perché mi ero allontanato, è perché vengo dal mondo dell'allevamento. Abbiamo un allevamento di antico suino nero lucano allevato allo stato semiprato nella nostra azienda zootecnica, e quindi è quello che ci piace proporre in modo principale, perché riusciamo a far assaggiare un prodotto che è allevato direttamente da noi. Certo. E la clientela internazionale e locale apprezza molto questa cosa, e quindi è, diciamo, il suino nero, l'antico suino nero lucano nelle varie declinazioni in cui c'è il menù è di sicuro il piatto, la materia prima più richiesta. Ecco, quindi chiaramente abbiamo produzione di carne. E quindi, però il menù è ampio. Il menù poi spazia, certo, anche fra mare, Tirreno e aspetta un attimo, qui dall'altra parte Adriatico e Ionio. Adriatico e Ionio. Ecco, Tirreno è vero, no? I nostri mari della Basilicata sono grande gaff, è vero. Tirreno e Adriatico, cioè Ionio e Adriatico. Però siamo così vicini alla Puglia, Matera soprattutto, che l'Adriatico è a 2 passi, quindi... Certo, poi io vengo da Trani, vengo quindi da Bari, questa strada comodissima, visto che precedentemente in realtà arrivavo da Martina Franca, quindi era un po' più avventuroso, un po' come abbiamo visto anche mi sembra in 007, che so che è passato anche proprio da qui, quindi qualche anno fa. E quindi cosa manca all'appello? Altre iniziative, oltre chiaramente all'allevamento si scopriranno vivendo. Ecco, bene, quindi però siamo giovani e siamo in fermento sempre. Bene, quindi pranzo e cena. C'è anche un giorno di chiusura? No, tendenzialmente no. Tendenzialmente non facciamo chiusura, soprattutto per la cena è quasi tutto l'anno, è quasi sempre fruibile a cena. A pranzo può capitare qualche giorno, il lunedì può capitare la chiusura, però solo per il pranzo. Non vedo però le bubole. Le bubole sono tutte lì. Ecco, non sono sul tavolo in questa occasione, ma le bubole sono queste e sono degli elementi architettonici. Noi possiamo chiamarle ceramiche, sono Sì, sono in terracotta. Venivano utilizzate nella costruzione dei solai, perché avevano una duplice funzione e soprattutto quella più importante era l'alleggerimento della struttura. E quelle colorate sono... Allora, questa è originale. Ecco, sarebbe questa la bubola. Questa è una bubola originale, questa è stata utilizzata tra il 1200 e il 1300. Quelli sono dei rifacimenti che abbiamo fatto noi per renderle un po' più spiritose, più... Certo. Un piccolo ricordo prima di andare via. Bene, quindi saluti qui dalle Bubole Matera. Grazie, a presto.